Venerdì 4 aprile 2025, dalle 9 alle 18. Colfert, sede di Mogliano Veneto. Ti mostrerò esattamente quello che devi fare per costruire un anno vincente. E bada bene, tutte queste cose puoi applicarle anche a un trimestre vincente. Perché? Perché sarà una giornata estremamente pratica in cui ti mostrerò l'esatto processo per partire da qualcosa che è offuscato o comunque non reale come un obiettivo e trasformarlo in azioni quotidiane che tu e il tuo team dovrete fare per raggiungere quell'obiettivo. E come sempre lo farò con un approccio pratico, ma soprattutto mettendoci dei numeri di fianco. Perché? Perché non deve essere teoria fine a se stessa, ma qualcosa di immediatamente applicabile all'interno della tua azienda di serramenti o showroom di porte e finestre. Quindi, se sei cliente Colfert, dovresti aver ricevuto già da loro un invito. Se invece così non fosse, ti invito personalmente sul loro sito web, trovi tutte le informazioni per poterti iscrivere. Sarà una giornata che, te lo dico sin da subito, cambierà completamente le tue convinzioni rispetto ad alcuni aspetti, come ad esempio quella dell'utile, che viene vista come qualcosa da ridurre il più possibile per pagare meno imposte, quando in realtà dovrebbe essere il primo pensiero dell'imprenditore. Vedremo inoltre come oggi è possibile e si deve fare marketing per aumentare le vendite, quindi quanto è importante oggi avere un processo di vendita nella tua azienda, e poi ovviamente affronteremo l'elefante nella stanza, vale a dire il fatto che oggi, ma sempre di più in futuro, sarà difficile trovare persone. Quindi ti mostrerò come selezionare, ricercare e fidelizzare collaboratori nella tua azienda, e a fine giornata un qualcosa di attuale, l'intelligenza artificiale, ma non cose così per emozionare, cose pratiche da applicare nella tua azienda di serramenti o showroom di porte e finestre già dal giorno dopo. Quindi mi raccomando, non mancare, qui trovi tutte le informazioni per incontrarci di persona venerdì 4 aprile 2025 dalle 9 alle 18, Colfert a Mogliano Veneto.